Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato ai gentleman, anche questo nell'ambito del trofeo Gentleman for Life, corsa senza frusta. Sono in 10 al via, 1 Upper Cuzzi, 2 Ultra Lady Grad, 3 Zebur Isaiah TRGF, 4 Venusia Jet, 5 Pensiero Adri, 6 Viola Orsini, seconda linea, 7 Zero Giulia, 8 Zenox B, 9 Zasta Madaghi, 10 Alice Sprint ZS. Ultra Lady Grad la più appoggiata, in sediolo Monica Gradi, numero 2, macchina che accelera. Partita in questo momento e c'è lotta per il comando, parte velocissimo Pensiero Adri che sorprende un po' tutti e sfila in breve al comando nei confronti di Upper Cuzzi, mentre Ultra Lady Grad non è partita come sa nei momenti migliori e deve accodarsi in terza posizione, mentre per corsie esterne vediamo il numero 3 Zebur Isaiah TRGF che va a chiedere strada a Pensiero Adri. Dopo 300 metri di gara si avvantaggia, ottiene strada e quindi è il nuovo leader Zebur Isaiah, superando Pensiero Adri. Upper Cuzzi rimane in terza posizione, per corsie esterne c'è invece Viola Orsini. Completamento dei 400 in 29,9 con Zebur Isaiah leader, risale Viola Orsini, va al suo esterno dopo i primi 600 metri di gara, completati in 45,3 da 1,15 e mezzo. In seconda posizione si mantiene Pensiero Adri, mentre all'esterno è risalita anche Zenox B che si trascina Venusia Jet. In terza posizione lungo la corda Upper Cuzzi precede Ultra Lady Grad che è chiusa in corda. E se ne vanno intanto in 1 minuto e 5 decimi i primi 800 metri di gara, con Zebur Isaiah che continua a guidare nei confronti di Pensiero Adri. All'esterno sempre Viola Orsini, 1,16,2 il passaggio ai 1000 metri, siamo a 500 dal palo. La corsa entra nel vivo ora con Zebur Isaiah che cerca di riaccelerare quando siamo al paletto dei 400 conclusivi. In terza ruota sprinta anche Zenox B che prova a superare Viola Orsini, ormai stanca, che si accoda però in seconda posizione. Anche Ultra Lady Grad ha trovato da correre, viene via in terza ruota al completamento della curva, lo scatto di Ultra Lady Grad che ha le energie più fresche probabilmente da mettere in campo. Retta d'arrivo con Ultra Lady Grad che si avvantaggia nel finale per vincere nettamente il secondo posto sul palo. È ancora appannaggio di Zenox B che controlla i tentativi di Zero Giulia. 1,16 netto il ragguaglio conclusivo. La vittoria per Ultra Lady Grad e Monica Gradi che si impone quindi fra i gentleman. Netto il primo piano di Ultra Lady Grad. Monica Gradi è riuscita a trovare da correre sulla curva conclusiva, sembrava chiusa in corda fino al chilometro, poi è riuscita a crearsi lo spazio per uscire e in retta d'arrivo è venuta a concludere netta vincitrice. Corre molto bene Zenox B che fa su il secondo posto, al terzo è Zero Giulia.